Bentornati a Cattoliche dintorni. Sarà la creatività dello STARS, ovvero il corso di laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, la protagonista di questa puntata di Cattoliche dintorni. Prima il teatro, proposto dall'Associazione Culturale Elea, e poi il video e le performance realizzate ad Auschwitz, ed infine l'arte con una mostra a Montirone. Andiamo subito a conoscere cosa propongono i giovani attori dello STARS. Ervano Nardi, tu sei il presidente dell'Associazione Elea che opera sul territorio di Brescia e provincia, ma anche Milano, da circa un anno. Cos'è che proponete al territorio? Allora, l'Associazione Culturale Elea nasce appunto tra i banchi dell'università, tra questi studenti che hanno deciso di mettersi insieme e di formare questa associazione per organizzare degli eventi culturali per la città di Brescia, ma anche su Milano, e per produrre dei nuovi spettacoli teatrali e delle nuove performance con temi che spaziano dal teatro civile al teatro sociale fino più al teatro di prosa. L'associazione per quest'anno promuove la rassegna di teatro per giovani realtà emergenti veterani attori, le realtà emergenti bresciane, che si svolgerà dal 3 aprile al 24 aprile, sono 4 serate dove sono presenti 4 spettacoli con poetiche differenti, dove si spazia dal teatro comico, il teatro di prosa, fino alla performance di teatro danza. Le serate sono a pagamento, 5 euro l'ingresso, e si svolgono tutte al Teatro San Carlino in Corso Matteotti. Alessandra Boglioli, tu sei direttrice artistica dell'Associazione Elea. Che tipo di percorsi proponete alla città con veterani attori? Noi abbiamo scelto dei percorsi che riguardassero dei temi completamente differenti, diversi, sia anche per quanto riguarda le tematiche e gli stili e gli strumenti teatrali che vengono messi in scena. Quindi si spazia dal teatro di prosa al teatro danza, al teatro di prosa con una parola scomposta e quanto mai surrealista. Infatti si inizia venerdì 3 aprile con Purpurì, Fisico Follia a partire da Marinetti, uno spettacolo appunto che parte dal futurismo ma poi lo desacralizza in maniera comica, promosso appunto dall'Associazione Culturale Elea. Poi a seguire sarà la volta di Cabaret Godot di Michele Beltrami e Ettore Giuradei, appunto uno spettacolo in cui fa da protagonista questa parola surrealista appunto. A seguire poi sarà la volta di Santo 16670, promosso dalla compagnia Teatro a Pedali, uno spettacolo che riguarda 2 uomini della Seconda Guerra Mondiale, Massimiliano Kolbe e Rudolf Hoss. E poi infine sarà la volta, in chiusura, sarà la volta di Zigurat, di questo gruppo di performer che metteranno in scena una performance dal titolo Erranti, Staziali e Residenti il 24 aprile. Si tratta di un happening appunto che spazia dal teatro danza all'improvvisazione. Sono tutti spettacoli promossi da queste realtà emergenti con tematiche diverse e speriamo che attraggano anche la curiosità del pubblico. Alcuni studenti dello STARS hanno accompagnato le centinaia di studenti delle scuole superiori di Brescia e provincia che si sono recati ad Auschwitz per ricordare la Shoah. Daniela con altri compagni guidati da Carlo Susa ha curato la performance artistica, mentre Marco ha raccontato il viaggio in un video che ora vi proponiamo.
Un treno per Auschwitz è il titolo del progetto a cui avete partecipato. Di che cosa si tratta? Il lavoro della Cattolica è stato un duplice lavoro. Abbiamo affiancato gli organizzatori di questo evento realizzando io un prodotto audiovisivo e invece Daniela affiancando l'organizzazione dell'evento e la produzione di performance teatrali. Ecco, appunto, a livello artistico che performance avete proposto agli studenti? Abbiamo fatto questa breve performance in cui abbiamo coinvolto una quindicina di ragazzi la serata dopo aver visitato i campi di concentramento e dovevamo insomma pensare a un modo per convertire lo stato d'animo che era assolutamente negativo dopo essere stati in visita ai campi in qualcosa di positivo che ci preparasse poi a vivere in serenità e in compagnia la serata, che in particolar modo era una serata di danze, di canti. Tu invece, Marco, ti sei occupato della parte tecnica, hai filmato tutto il viaggio o qualcosa in particolare? Qual è stata la tua opinione? Il mio lavoro è stato un lavoro più faticoso rispetto all'organizzazione. Ho filmato praticamente tutto quello che succedeva, seguendo praticamente ogni evento, ogni spostamento dei ragazzi, non solo ai campi o a Auschwitz o Birkenau, ma anche nella città e anche negli spazi appunto per esempio di comunione come il teatro o quando avvenivano le performance teatrali. Quindi il mio lavoro è stato una sorta di ripresa delle emozioni e della comunione, della collettività di questo treno comunque che vedeva la partecipazione di tutti questi ragazzi a questo evento unico e speciale.